Mascherina non più obbligatoria all'aperto, misura questa su cui gli esperti si dividono. Sono d'accordo purché questo non si traduca in un abbassamento generalizzato delle misure di protezione e di difesa. Variante Delta che è previsto sostituirà quella attuale, che cosa può accadere? Rappresenta un fattore di rischio in più di diffusione del contagio, perché la variante Delta ha delle capacità di diffusione più elevate. Quindi le persone devono capire e convincersi del fatto che non è il ritorno alla normalità l'obiettivo, quanto piuttosto un nuovo equilibrio nel quale comunque alcune misure di protezione devono essere mantenute. La libertà di spostamento e viaggio con il Green Pass solleva perplessità. Io credo che il rischio di sviluppo, perlomeno in aree limitate, di nuovi focolai e quindi il rischio ancora una volta del diffondersi del contagio ci sia. La vaccinazione nella fascia di età 50-60 anni non decolla. È un elemento in più di preoccupazione per il prossimo autunno e fa non di tutta la popolazione, ma probabilmente di queste persone in particolare, dei soggetti a rischio di contagio e di malattia. Gli ultimi 2 o 3 pazienti gravi che noi abbiamo ricoverato prima della chiusura della nostra sezione semi-intensiva erano pazienti che avevano rifiutato la vaccinazione.